Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera a tutti cari amici di Radio Libertà. Oggi è una giornata veramente particolare perché ci prepariamo, mi stanno citofonando, ma non ho nessuno che vada a rispondere, vabbè, pazienza. Ci prepariamo ad una giornata altrettanto particolare che è quella di domani, 18 dicembre, a Pavia, al Tribunale di Pavia, davanti al GIP Daniela Garlaschelli, si ritroveranno tutte le parti coinvolte nella nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 in via Pascoli a Garlasco. Le parti dovranno confrontarsi con delle loro deduzioni o controdeduzioni sulla perizia depositata dal genetista della Polizia di Stato Denise Albani che riguarda l'analisi sul DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi già da Iris nel 2007, giudicato nel 2014 durante il processo di appello bis ad Alberto Stasi non confrontabile e poi riconfrontato e comparato con la linea paterna di Andrea Sempio, quindi su questo DNA, ma anche su tutte le impronte non repertate ma mai analizzate, e su tutto il DNA e le tracce genetiche sulla spazzatura di quella mattina. Quindi tutte le parti dovranno confrontarsi su questa perizia per poi uscire. Non si sa se si concluderà nella giornata di domani o andrà avanti con un rinvio, con una prova che sarà eventualmente granitica e quindi portata in un eventuale dibattimento. Ricordiamo un attimo quali sono le parti. Abbiamo cercato di contattarli oggi, ma sono tutti molto impegnati, per cui non hanno potuto essere con noi. Quindi abbiamo da una parte i difensori di Andrea Sempio, che quindi è il principale indagato oggi per il delitto, l'amico del fratello di Chiara, Marco Poggi, quindi l'avvocato Liborio Cataliotti insieme all'avvocata Angela Taccia, sua storica amica, la genetista Marina Baldi, che quindi in prima persona si è occupata poi di produrre una diciamo analisi rispetto alla difensiva, rispetto alla perizia, il criminalista Armando Palmegiani. Loro fanno parte del pool difensivo di Andrea Sempio. Dall'altra parte abbiamo invece gli avvocati di Alberto Stasi, che sono persone interessate in questo procedimento, quindi l'avvocato Antonio De Renzis, che spesso è il nostro ospite, e l'avvocato Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi, la massima conoscitrice, diciamo, dei fascicoli giudiziari, se così possiamo dire, e poi ci saranno i rappresentanti appunto della famiglia Poggi, parte offesa ovviamente nel procedimento, quindi l'avvocato Gianluigi Tizzoni, storico legale della famiglia Poggi, il criminalista Dario Redaelli e il genetista Marzio Capra. Allora, che noi sappiamo, gli avvocati di Stasi e quindi il genetista di Stasi, i consulenti genetisti di Stasi, che sono Ugo Ricci e Luiz Rever, che è l'inventore in pratica dell'Ypsilon, della banca dati sull'aplotipo Y, non produrranno delle deduzioni o una controanalisi, diciamo, rispetto alla perizia di Denise Albani, mentre lo farà appunto la difesa di Andrea Sempio, che ha già annunciato di aver fatto il punto, di aver analizzato o chiesto di analizzare alcuni punti
della casa e oggetti soprattutto di uso comune che Andrea Sempio potrebbe aver toccato prima di Chiara Poggi e quindi da cui lei potrebbe aver, tra virgolette, contratto il DNA nella casa di Via Pascoli. Poi abbiamo appunto la difesa Poggi che anche produrrà un'analisi di questa perizia. Già sappiamo quali sono più o meno le posizioni. Allora, Denise Albani in questa perizia super partes, quindi in questa perizia genetica o forense, ha stabilito, vi dico a grandi linee, diciamo, ha stabilito che questo Y rinvenuto su due dita di due mani diverse, mano sinistra e mano destra, di Chiara Poggi, dita che non possiamo dire che dita siano perché non sono state associate, diciamo, le unghie alle dita nelle provette, è confrontabile, intanto è comparabile, che questo aplotipo esclude assolutamente Alberto Stasi, quindi il condannato che ancora deve scontare 2 anni, adesso in regime di semilibertà, e però include con un calcolo biostatistico forte, moderatamente forte, la linea paterna di Andrea Sempio. Cosa vuol dire? L'aplotipo Y non è un profilo genetico completo autosomico, diciamo, quindi non ha tutti gli alleli, eccetera, però può sicuramente dire a quale famiglia appartiene quel DNA, sicuramente maschile, perché l'Y è il cromosoma che identifica l'uomo e quindi per questo è importante, per questo spesso viene ricercato proprio nei casi di omicidio quando la vittima è una donna, quindi la prima cosa che si fa, si va a ricercare l'Y. È un po' tecnico, però vi spiego perché. Perché quando una donna viene uccisa, ovviamente c'è tantissimo sangue, il sangue, che è un organismo fortemente cellulato, contiene tantissimo DNA, ma sicuramente tantissimo DNA della vittima. E questo DNA della vittima può soverchiare il DNA dell'aggressore o dell'aggressora se si tratta di una donna. Ecco, quando si va a ricercare l'Y, è perché appunto quell'Y può essere rimasto, diciamo. Ovviamente in questo caso l'Y c'era, ma venne sicuramente isolato dai RIS, considerato dai RIS troppo scarso e quindi messo un po' da parte. Nel 2014 il professor Francesco De Stefano, che non è un genetista, attenzione, è un medico legale che però dirigeva un laboratorio anche di genetica, avvalendosi di collaboratori, analizza questo DNA e lo giudica inizialmente, tra l'altro lo definisce subungueale, quindi sotto le unghie, lo definisce confrontabile, lo diluisce in 3 provette con delle soluzioni diverse, una di 2 microlitri, una di 5 microlitri e una non specificata, e dice che appunto quella da 5 microlitri, che è quindi quella più abbondante, diciamo, restituisce un profilo che però viene comparato con Alberto Stasi, allora imputato, e quindi lo esclude De Stefano. Quindi in aula durante l'udienza nel 2014, l'udienza dell'appello bis, in cui appunto poi Stasi viene condannato, dirà che quel DNA non è bello, non è proprio del tutto comparabile, ma non può escludere che potesse essere di Stasi, quindi in certo senso una tautologia, però una tautologia che porta alla condanna di fatto, insieme poi ad altri indizi e alla famosa camminata, alla perizia sulla camminata. Cosa succede? Che nel 2016, vi faccio un po' la storia perché è importante la storia di questo DNA, nel 2016 la mamma di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, presenta un esposto alla procura e poi anche una richiesta di revisione in realtà verrà poi proposta e assolda una agenzia investigativa che, rileggendosi tutte le carte dell'inchiesta,
trova delle incongruenze in alcune dichiarazioni di questo ragazzo Andrea Sempio, che era amico di Marco Poggi, il quale aveva fatto delle telefonate dopo che Marco Poggi era partito per le vacanze, e quindi a casa di Chiara non si capiva perché avesse fatto queste chiamate. Nel 2008 aveva, in fase di interrogatorio, come a precostituirsi un alibi, dato uno scontrino alquanto, insomma, controverso. Quindi ecco, abbiamo collegato il dottor Pasquale Bacco, medico legale. Benvenuto qui a Radio Libertà, Giallo Radio Club. Buonasera a tutti, chiedo scusa, però sono giorni dove si corre molto, come potete immaginare, sì. quindi tranquillo. è un po' tardi. Allora, stavo facendo un po' la storia del DNA, quindi veniamo quindi alla consulenza del professor Linarello, che isola su questo, cioè riesce a confrontare quel famoso DNA con Andrea Sempio e deduce che effettivamente è della linea patrilineare di Sempio, quindi già nel 2016. Però questa consulenza non viene proprio nemmeno considerata alla procura di allora, e nessuno, il PM allora Venditti non stabilisce un'altra consulenza, come ha fatto, attenzione, la procura di Pavia, che ha nominato il professor Previdere come consulente della procura. No, la lascia perdere, dice che non serve e basta, e si va via e si va avanti. E si va avanti nel nulla. Quell'inchiesta sappiamo che verrà archiviata in 21 giorni, senza alcun indizio per il PM allora interessante su Andrea Sempio, con delle intercettazioni che durano appunto 15 giorni, che verranno trascritte non integralmente. Insomma, sappiamo che poi c'è un'indagine per corruzione in atti giudiziari addirittura dalla procura di Brescia, in questo momento parallela all'indagine di Pavia. Ma le analisi vanno avanti, i carabinieri di Milano insistono che per loro gli indizi ci sono per riaprire questo caso, perché ci sono delle analisi che non sono state fatte bene, delle analisi che andrebbero fatte che non sono mai state fatte. La faccio breve, insomma, arriviamo finalmente al 2022, quando il dottor Napoleone arriva in procura a Pavia e decide di rimettere mano a questa inchiesta insieme appunto ai carabinieri di Milano. Riapre tutto, nomina Previdere come consulente. Previdere confermerà non solo che quella linea paterna è di Andrea Sempio, ma confronterà quel DNA con alcuni soggetti interessati, tra cui Giuseppe Poggi, Marco Poggi, Freddy e Capra, due amici di Sempio, e poi un soggetto che non abbiamo ancora ben capito, che potrebbe essere il padre di Sempio, perché il tampone viene fatto sull'auto di Sempio, però non siamo sicuri di questo, perché Previdere non mette i nomi vicino ai confronti, cosa che invece poi farà l'Albani. Arriviamo ad oggi, il GIP Garlaschelli ha deciso di fare un incidente probatorio. Cosa vuol dire? È una udienza che di fatto anticipa il processo, nella quale si discute su una perizia super partes, che è quella appunto di Denise Albani, che non è solo genetica, abbiamo visto, e che potrebbe formare la prova poi per arrivare ad un eventuale processo insieme ad altri indizi gravi e concordanti. Ecco, Pasquale, stiamo arrivando ad un punto cruciale, però sicuramente non è chissà che cosa, nel senso che la gente si aspetta che verranno fuori le carte della procura da questo incidente probatorio, ma diciamolo che non è così. Però ci sono altre due cose importantissime. Una è la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologa, sulla proprio una consulenza medico-legale, quindi per questo abbiamo chiamato te, e l'altra è quella sulla BPA, quindi la nuova Blood Stain Pattern Analysis in 3D fatta da Iris di Cagliari, dal colonnello Berti di Iris di Cagliari, sempre per la procura. Ecco, che cosa ci potrà dire di importante da collegare poi a quell'eventuale prova del DNA la professoressa Cattaneo? Ma allora, io credo che la Cattaneo toglierà il grande dilemma di questo processo, e cioè praticamente l'orario della morte, perché noi non dobbiamo mai scordarci che Stasi viene condannato in quanto si ritiene
che nel buco, diciamo, dei famosi 25-23 minuti, Chiara Poggi possa essere deceduta. La Cattaneo questo dubbio ce lo toglierà per sempre. Quindi cambia tutto con la Cattaneo. Cambia tutto, perché a quel punto o si decide di lasciare questo omicidio senza un colpevole, e può essere, perché non è detto, non sarebbe né il primo né l'ultimo omicidio a cui, nonostante indagini feroci, non si arrivi poi a capire che cosa veramente è successo, oppure si individua, perché esce qualche altra notizia che in questo momento non abbiamo molto precisa, in Sempio o in chi per lui l'omicida. Perché sono d'accordo che così come è chiaro, perché bisogna pure essere onesti, che tutto porta a Sempio in questo momento. Cioè tutto porta a quest'uomo che certamente ha mentito, che certamente non ha detto mai le cose come stavano, che certamente è stato in parte coperto, perché noi non possiamo pensare che poi oggettivamente la procura si sia inventata tutto, cioè se questa persona è indagata per omicidio, anche se in concorso, se c'è un atto di indagine per corruzione su un procuratore e sul papà di Sempio, qualcosa ci sarà. Qualcosa, poi non basterà probabilmente per la condanna, su questo posso essere d'accordo con te, cioè nel senso che tutti noi... No, beh, non è detto, non è detto. Non è detto, non basterà, no, io faccio l'ipotesi, non potrebbe non bastare per la condanna, su questo sì, ma del resto nessuno di noi vuole un altro Stasi, cioè questo deve essere sempre chiaro, cioè io non voglio, cioè, se su Sempio non c'è una certezza, Sempio deve rimanere libero, perché non è che Sempio è peggio di Stasi e Stasi è meglio di Sempio, cioè nel senso che sono due persone, non lo meritava Stasi, ma se avessero allora, diciamo, se Sempio deve essere condannato con gli stessi dubbi con cui è stato condannato Stasi, beh no, assolutamente no. Cioè non è che qui veramente non facciamo nessun tipo, però è un dato di fatto che la Cattaneo finalmente metterà un punto a quello che Ballardini non è stato in grado di fare. Ecco, spiegaci bene questo, perché è importante questo. Perché l'orario non... Cioè, Ballardini è stato il primo medico legale. Prima dice che l'orario è dopo le più o meno 10:30, 11, e poi dopo in aula torna indietro perché la finestra temporale in cui Alberto non ha l'alibi è tra le 9:12 e le 9:35. Ma com'è possibile una cosa del genere? Da medico legale? Allora, io non sarei mai tornato indietro, cioè nel senso, però ognuno poi vive la professione come vuole. In realtà lui non è che torna indietro, la domanda che gli viene fatta, lui continua a dire, tu hai detto benissimo gli atti, lui continua a dire per me non è morta intorno alle 9:20 questa ragazza, però se voi mi chiedete è possibile che io non posso dire, dice lui, che non possa essere successo. Un po' democristiano, un po' democristiano. È un po' appunto molto democristiano, appunto, anzi no, è proprio democristiana sta cosa. E chiaramente questo condanna Stasi. Cioè, fosse stato un medico diverso, no, tu adesso mi conosci un po', io avrei detto no e basta. Però anche perché tu hai spiegato bene perché le 11 e la Cattaneo sembra che appunto si attesti più o meno su quell'ora. Perché? Spiegalo ai nostri radioascoltatori ancora una volta. Perché i tre parametri, perché la morte si decide su 3 parametri, solo su 3 parametri, cioè il rigor mortis, la temperatura rettale e il deposito di sangue nel corpo. Anche il peso e tutto il resto sono valori comunque secondari. Quindi i 3 parametri sono questi qui, tutti e 3, ma tutti e 3, l'ho spiegato 1000 volte, portano alle ore 11. Cioè è un caso rarissimo, ma la cosa più incredibile, Laura, è che anche Ballardini, quando, se tu leggi la perizia, dice per me comunque l'ipotesi più plausibile è che sia morta intorno alle 11. Poi la dottoressa Reggimenti, che è un medico legale, insomma, non proprio l'ultimo arrivato, il professor Fineschi, cioè tutti poi hanno detto le 11, non è che l'ho detto solo io, lo diceva appunto. Però Ballardini purtroppo in quel maledetto processo, ma io sono convinto che se lui potesse tornare indietro, probabilmente in quel momento bisogna pure dare atto che non si rende conto di quanto peserà
quella sua certo, affermazione, perché poi certo, diventa certo, praticamente determinante. sì. Cioè è quello che diventa di tutto. Sì, è vero, il fatto non è entrato in casa, però se lui, Hai se la ragione. morte fosse stata ricondotta alle 11, potevano fare tutte le valutazioni che volevano. Cioè con un medico legale che dice no, a quell'ora non è morta, era viva, e hai voglia di sbattere, non è entrato, la prova, i passi e tutto il resto. Comunque rimaneva un dubbio importantissimo a quel punto, perché molti dicono una cosa che non è vera, cioè non è stato il magistrato, il giudice a prendersi a cambiare l'ora della morte. La domanda al medico legale c'è stata. Ed è questa la cosa incredibile. Purtroppo Ballardini ha detto così, però ormai è andata così, non è che possiamo tornare indietro. Ecco, Quindi no, però ti chiedo, è andata così, ma oggi perché c'è solo una consulenza in atto della procura dal punto di vista medico-legale? Le altre parti non sono interessate? ma perché lo sanno? Allora, innanzitutto perché lo sanno tutti che è morto alle 11. Cioè, inutile che, cioè, i parametri, credetemi, io mi rendo conto che adesso possiamo, ma sono veramente talmente netti, talmente lampanti, che non c'è proprio niente da fare. Forse in questo abbiamo aiutato pure noi, no? Spiegandolo bene sia Sì, sui social, in televisione. Probabilmente si sono tutti resi conto, perché la cosa incredibile è che io risottolineo ancora una volta che determinare l'orario della morte di Chiara era una cosa da primo anno di medicina. Cioè, molti hanno detto Bacco come sei stato bravo. No, cari miei, no. Io veramente ho riportato soltanto è 5 vero. righe di un libro che stanno anche nel peggiore libro di medicina legale. Cioè, ma questo fa ancora più paura. Perché fin quando tu dici è stata l'intuizione di un grande medico e va bene, no, è l'ABC, non si è proprio voluto dirlo. È lì che veramente io rimango, a me sarebbe stato più comodo dire avete visto che bella intuizione che ho avuto, ma no, assolutamente, nulla di più falso. Lì veramente se tu apri, e lo dico a te perché chiaramente non sei un medico, ma chiunque dei tuoi radioascoltatori dovesse aprire un libro di medicina legale, legge da solo potrebbe fare questo calcolo. E tutti e tre, guardate che raro, portano proprio alle ore 11, cioè No, perché calcolando le tra ore, perché l'altro, poi le valutazioni sì. vengono fatte a orario fisso, cioè tipo 14.01, quindi 17, quindi praticamente è pure facile far risalire alle 11, capito? E non tipo le Sì, 11 e sì. un quarto. Poi è chiaro, può essere le 11 meno 20, può essere le 11.20, cioè è evidente che insomma, però questo è. Sì. Sì, sì, no, dicevo, invece per quanto riguarda, le lesioni così, si è parlato ho sentito, ho visto in televisione anche il professor Fineschi che parla di più armi e più persone, Sono però certamente mi più sembra che armi, tu non Laura, sei tanto sono certamente più armi perché e ti dico una cosa che è un po' cruda, però a questo punto diciamolo, no? Siamo all'incidente probatorio. Lasciamo stare le lesioni del viso e tutto il resto che si vede chiaramente che sono più umani perché sono alcune molto forti, alcune più ampie, alcune meno ampie, ma anche qui non è che ci voglia chissà quali geni per capirlo. Però la cosa interessante, per esempio, dell'arma è il cranio. Chiara viene uccisa da 3 colpi netti, precisi, violentissimi, molto violenti dati sul cranio. I primi 2 sono tipo una chiave con la serratura, cioè sono delle forme rettangolari leggermente curvate e sono molto violenti. Voi pensate che l'arma che è stata usata è entrata nel cranio di Chiara e per farla uscire hanno dovuto forzarlo perché era proprio chiave serratura, tipo quando una chiave non esce subito. Quindi c'è stata pure una trazione forte, immaginate che violenza e che forza c'è voluta. Il terzo colpo, e sono colpi piccoli, ripeto, chiave serratura, cioè perfettamente compatibili con un oggetto che noi potremmo individuare. Il terzo colpo invece è un colpo ampio, è un colpo che invece è di praticamente molto martello, più tipo. ampia la superficie. Potrebbe essere un martello, però dovrebbe avere diciamo, una superficie abbastanza ampia, che sfonda invece completamente la parte posteriore del cranio. Quindi io non dico che l'arma sono 2, perché potrebbe essere la stessa arma che gira, Ah, messa però
però lo stesso oggetto, però praticamente i primi due colpi non sono dati con la stessa superficie del terzo colpo, ma se voi poteste vedere, ma penso che tu abbia visto, se guardate bene il cranio di Chiara vi rendete immediatamente conto che parliamo di cose completamente diverse. A queste domande potrà rispondere la professoressa, anche perché ha fatto delle analisi antropometriche di Andrea Sempio, esatto, per capire anche da dove potrebbe aver agito. Ma infatti bisogna pure dire un'altra cosa, cioè che chiariamola questa cosa. La Cattaneo ha fatto delle valutazioni attente pure, cioè non è detto che la perizia Allora, la Cattaneo ha avuto dei quesiti specifici che non hanno richiesto la riesumazione del cadavere. Quindi la Cattaneo, secondo me, insomma, non ha seguito la logica che abbiamo seguito noi da fuori. Cioè io sono convinto che gli abbiano detto delle cose molto molto precise, dicendogli certe cose già le sappiamo, perché altrimenti onestamente lo dico da professionista, io avrei riesumato il corpo, ma fosse nient'altro che per non essere detto fra 10 anni, però allora l'hai avuta la Come mai non l'hanno fatta questa cosa? Non l'hanno fatta perché evidentemente non gli hanno chiesto niente di quello che pensiamo noi. Cioè loro gli hanno chiesto l'orario della morte certamente, gli hanno chiesto certamente, anche perché le lesioni riguardano il cranio e lei le avrebbe potuto vedere sul corpo in questo momento, evidentemente. Questa è una cosa che mi fa pensare che la procura in realtà abbia altro in mano, cioè nel senso che voleva semplicemente sapere cose più particolari, perché altrimenti la Cattaneo non si sarebbe sporcata la professione, perché domani qualcuno gliel'avrebbe potuto chiedere, no? Ma tu però non l'hai riesumato, conoscendo il mondo come va in questo momento, e quindi insomma. Va bene, senti Pasquale, noi dobbiamo fare una pausa, tu non torni dopo la pausa? Sì, io purtroppo vi devo lasciare, come sai. Dai, magari tanto ci sentiamo per commentare poi come sarà andato questo incidente probatorio. Assolutamente sì, sempre disponibile. Vi ringrazio molto, ringrazio tanto Laura. Grazie davvero, grazie. Voglio un gran bene. Grazie a tutti, grazie di cuore. Grazie, ciao Pasquale, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il 20 novembre 1945 iniziò il processo che cambiò la storia. Costringerò Goering a testimoniare. Un duello psicologico senza eguali. Con il premio Oscar Russell Crowe. Nessuno è mai riuscito a battermi. E il premio Oscar Rami Malek. Lei è molto sicuro di sé. Norimberga, dal 18 dicembre al cinema. Lucky Red è orgogliosa di presentare il Leone d'Oro del Festival di Venezia. Puoi scegliere gli amici e gli amori, ma non puoi sceglierti i familiari. Il nuovo film di Jim Jarmusch, con un cast straordinario, tra cui Adam Driver, Kate Blanchett, Tom Waits. Tutto può succedere, tutto è casuale. Father, Mother, Sister, Brother, dal 18 dicembre al cinema. A Natale, regalati il grande cinema. Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe. Con Tony Servillo e Anna Fersetti. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? La Grazia, il nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, in anteprima al cinema dal 25 dicembre al 1 gennaio, solo la mattina. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sì, stavo in ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, ma non sono sicuro, forse viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Ma non si sente niente. Vai Laura, sei in onda. Non si sente nulla, dobbiamo far sentire la chiamata. Sì, è andata la chiamata. Ah, io non l'ho sentita, vabbè. C'è Barbara Fabroni? Sì, è collegata. Eccoci. Allora, avete sentito la famosa chiamata al 118 di Alberto Stasi? Non è che vogliamo tornare di nuovo, rivangare, però siccome se ne sta parlando di nuovo in questi giorni per delle analisi che sono state fatte comportamentali, da una parte chi dice che è proprio sintomo della colpevolezza, dall'altra invece chi dice il contrario, noi abbiamo chiamato qui la psicoterapeuta, psicologa forense e criminologa Barbara Fabroni, che ha scritto un bellissimo articolo su questo argomento spiegando insomma che cosa c'è dietro questa chiamata. Benvenuta Barbara. Ciao Laura, grazie per questo invito. Vorrei fare una precisione: io non sono una psicologa forense, ma sono una psicologa, una psicoterapeuta, una criminologa. Vabbè, insomma, ne hai talmente tanti di... Vabbè, criminologa, insomma, se forense c'entrava. Ecco. Sì. Beh, allora, questa Barbara... telefonata, come hai detto tu, è una telefonata che ultimamente l'abbiamo risentita, insomma, ma negli ultimi mesi è diventata comunque quasi un compagno di viaggio, perché comunque ogni tanto ritornano. Io ho sentito il bisogno di scrivere questo articolo, già avevo parlato di questa telefonata, perché ritengo che soprattutto come in questa vicenda, ma in tutte le vicende purtroppo che parlano di questi fatti e di questi crimini, bisogna essere molto aderenti anche a quella che è la scientificità e quello che comunque la scienza riporta e le ricerche riportano. Quindi mi sono messa un po' a guardare le ultimissime ricerche, proprio perché, come sai anche tu Laura, in America ci sono stati più di uno studio alle chiamate del 911 e le ultimissime ricerche chiaramente raccontano e
anche in maniera proprio precisa che le chiamate al 118 in Italia, al 911 in America, chiaramente la chiamata non è, e la modalità con cui si fa quella chiamata non è sicuramente segno di colpevolezza, ma ci sono tante declinazioni che poi portano comunque il soggetto che si trova a vivere una scena terribile, scioccante, comunque a reagire. Io tante volte dico, io sfido chiunque di noi a dire come ci si comporterebbe in una situazione di questo genere, perché io credo che quando ti chiedono una cosa di questo tipo, come ti comporteresti tu nella stessa situazione, ad esempio di Alberto Stasi, io credo che la risposta esatta sia non lo so, perché nessuno di noi lo sa di fatto come si potrebbe reagire in una situazione di questo genere. Cosa c'è di strano in questa telefonata? Per cui, cioè, perché dicono che è la voce della colpa, perché è freddo, perché non ricorda nemmeno il numero civico, perché dice no, è la mia fidanzata quando gli chiedono chi è la persona. Che cosa c'è di strano secondo te e che cosa invece si può spiegare? Guarda, allora, sicuramente è un individuo, una persona, Alberto Stasi, che in quella situazione ha vissuto un grande shock e un grande trauma, e quello che accade proprio lo possiamo noi spiegare con quella che è proprio la neurobiologia e soprattutto la psicologia legata allo stress. Quindi quando un soggetto viene messo all'interno di una situazione o vive un'esperienza di così forte stress, accadono tante cose a livello emotivo, percettivo e reattivo che chiaramente cambiano quella declinazione. Noi ci aspettiamo che esista, tra virgolette, una normalità, no? Che noi pensiamo sia normalità nel vedere il corpo della propria fidanzata in una situazione di questo tipo, ma non esiste una normalità. Cioè non esiste un cliché uguale per tutti, non tutte le persone in queste situazioni urlano oppure piangono oppure hanno una modalità particolare. Nella telefonata di cui tu mi chiedi, insomma questa telefonata che avete fatto anche passare, quello che si evidenzia è sicuramente, come ti dicevo, un forte stress. La modalità con cui lui ha scandito questa telefonata riporta il bisogno di tenere all'interno di un contenitore emotivo quello che lui ha visto, il fatto che lui ha detto mi serve un'ambulanza, il fatto che gli serve un'ambulanza significa che lui in quella frase molto semplice, una frase estremamente funzionale, è orientato diciamo così, al problema stesso su cui lui si è ritrovato, e quindi quel problema è chiaro che la cosa che gli serve subito. Esatto, gli serve un'ambulanza, e chiaramente poi l'operatrice insomma ha chiesto delle informazioni, ma soprattutto la cosa importante è che in quella richiesta non c'è teatralità, non c'è una seduzione emotiva, non c'è assolutamente, ma c'è una richiesta concreta: ho bisogno di un'ambulanza. Fine, immediata, diretta, senza tante costruzioni. E questo Mi viene una domanda, Barbara. Scusa, ma invece se fosse stato sicuramente colpevole, non avrebbe fatto meglio a fingere invece di strapparsi le vesti? Beh, certo, generalmente le persone, in maniera molto, voglio dire, ipotetica, noi abbiamo assistito anche a alcune telefonate in cui chiaramente ci sono anche pianti di coccodrillo, le lacrime di coccodrillo, insomma, ricordiamo la telefonata di Parolisi, cioè quello ci dimostra che tra l'altro la telefonata non l'ha fatta all'inizio neanche lui, ma l'ha fatta la signora del bar, poi è stata passata la telefonata e lì lui ha iniziato a piangere in questa maniera molto particolare, ma soprattutto metteva tantissimi pezzi nella sua narrazione che non sono richiesti, perché in quel momento di crisi, quando vedi quella situazione, la cosa più immediata da fare è chiamare aiuto e un'ambulanza. Si è tanto discusso anche sul fatto che Alberto Stasi è corso subito dai carabinieri, ma guarda che è normale questo, ed è tra l'altro quello che viene richiesto nel momento in cui tu trovi una situazione di questo genere, che non devi toccare quella scena del crimine, ma devi immediatamente chiedere aiuto. E lui io devo dire che ho sempre detto che io, se mi dovesse capitare, non toccherei, perché avrei paura che poi dicono sei stata tu perché ho toccato. E invece qui lui viene condannato perché non ha toccato di fatto.
Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, la richiesta che lui ha fatto di aiuto immediatamente ai carabinieri, ma lui lo dice anche in un altro frame che ultimamente è passato di un'intercettazione, che lui ha detto: ma a me mi era presa paura, quella con l'avvocato Giarda, che lui dice sì, ma io ho avuto paura, ci sarò stato lì 30 secondi, 20 secondi, io sono corso subito via. E questo ti racconta del suo momento di stress acuto e che cosa accade. È quello stimolo ricevuto per quel dramma che ha visto e c'è stata la risposta, è un attacco e fuga. Cioè io scappo da quella situazione, chiedo subito aiuto e nel chiedere aiuto cerco comunque di contenere anche lo shock che ho avuto. Guarda che ci sono anche delle dichiarazioni comunque degli operatori che sono arrivati, perché poi quando Alberto Stasi era dai carabinieri, dopo lui si è sentito anche male, hanno dovuto chiamare l'ambulanza e gli operatori le hanno detto che lui era sotto shock e il fatto che fosse sotto shock, tra l'altro, te lo racconta anche che lui non si ricordava neanche il numero civico, era insicuro. Cioè lui ha detto una persona, poi era la sua fidanzata, ma tutto questo, il dire una persona è riportarlo all'interno di un contenimento, non perché lui non dava valore a quella persona. Quello che a me dispiace è che chiaramente si tende a trovare una narrazione che possa essere, diciamo così, che possa convalidare una propria idea rispetto a un determinato fatto. Io credo che quando guardiamo soprattutto i fatti di crimine noi dobbiamo stare aderenti a quella che può essere la reazione anche del singolo e non partire con dei preconcetti e con delle credenze, perché in questa situazione dal mio punto di vista credo che abbiano ucciso una persona forse viva. Lì si sono scatenate, insomma, le critiche. Parlaci di questa frase. Allora, credo che abbiano ucciso una persona e chiaramente, o forse viva, lì c'è il fatto, come dire, la percezione che qualcosa di grave e tremendo può essere accaduto, ma al tempo stesso c'è a livello proprio emozionale, a livello anche del vissuto stesso, di quello che lui ha vissuto in quel trauma, di quella visione, ancora la mente non riesce a sostituire quella persona viva che era la sua fidanzata con quello che lui ha visto. È come se in questa sovrapposizione lui negasse il dato reale, cioè che quella persona che era la sua fidanzata potrebbe anche essere morta. Per cui lo shock ti porta a, come dire, a mettere un'immagine, un'idea diversa di quello che tu invece vedi in quel momento, cioè tu ti crei quasi una sorta di illusione che quella persona possa essere ancora viva, perché lo shock che possa essere morta è talmente devastante che non riesci a, come dire, a oggettivizzarlo, a viverlo come una possibilità, per cui il racconto che tu fai è ancora legato a quell'illusione che quella persona possa essere ancora viva. Ho capito. E quindi quando dice è la mia fidanzata, quando chiede chi è, lui dice è la mia fidanzata, diciamo tu scrivi il legame affettivo emerge tardi, non perché sia inesistente, ma perché nominarlo rende il trauma reale. La dissociazione affettiva è una risposta. Esattamente. Cioè, se tu quello ti porta al dato reale ed è il dato reale che tu non vuoi vedere perché lo shock è talmente grande che non riesci a sostenerlo a livello emotivo, cioè è come se accadesse qualcosa di impensabile che ti porta a trovare una via di uscita, come dire no, non è possibile, quello che ho visto non è così, ma questo non sta a significare che non c'è un legame affettivo, è proprio perché c'è un profondo legame affettivo che tu sovrapponi qualcos'altro e quindi dici forse viva e poi dici che è la tua fidanzata. Sono tutti frame comunque in cui se tu li vai a legare insieme ti rendi conto che all'interno di questa comunicazione c'è altro. Cioè c'è proprio uno stress, un trauma. Assolutamente, si chiama stress acuto, è il classico disturbo post-traumatico da stress in cui sostanzialmente tu vivi quell'esperienza per poterla comunque far diventare qualcosa di tangibile e reale hai bisogno di avere del tempo, perché quello shock ti porta, in gergo si dice sei frizzato, no? Ti porta a una sorta di congelamento in cui tu non riesci poi ad avere comunque contezza del dato reale. È uno shock acuto molto profondo
e questo ti porta chiaramente a costruire poi quella che è stata questo tipo di telefonata, che né più né meno, se tu la vai proprio ad analizzare, rispecchia quello che ci dicono tutti coloro che hanno studiato queste cose in maniera approfondita, anche con delle ricerche scientifiche fatte in maniera estremamente attendibile con dei campioni. Sì, infatti tu hai peraltro, vorrei invitarvi ad andare a leggere tutto l'intero articolo su barbarafabroni.it, hai citato una bibliografia anche abbastanza importante, insomma, ecco. Ti viene in mente qualche altra telefonata simile, non lo so, nella storia? Beh, guarda, di telefonate simili ne possiamo rintracciare tante, però ogni storia è una storia a sé, perché vedi, io credo che soprattutto quando noi parliamo di questi fatti di crimine, noi dobbiamo prendere proprio in esame quella storia lì. Certo, gli esempi sono importanti, ma noi non dobbiamo comunque indirizzarci verso altre situazioni, perché prima abbiamo parlato di Parolisi, per fare un esempio. Parolisi però ha tutta una sua, diciamo così, declinazione rispetto a quello che è accaduto, e fare le similitudini secondo me ci discosta da quello che è il momento e la vicenda di cui stiamo trattando. Questa vicenda Garlasco è una vicenda estremamente ricca di tantissime cose, soprattutto lo abbiamo visto in questi ultimi mesi, da marzo ad oggi, per tutto quello che è emerso. E questa vicenda secondo me va vista con un occhio attento e lucido, stando all'interno dei dati reali che stanno emergendo e sono emersi, senza farci assorbire da quello che è stato in allora e da tutte le narrazioni fatte, perché se noi oggi continuiamo a ragionare con l'ingombro della narrazione del passato, rischiamo un fatto secondo me importante che ci porta via da quello che sta accadendo adesso, cioè noi abbiamo ancora un retrogusto di pensiero che inquina l'attuale, quindi noi dobbiamo dimenticare completamente quello che è stato detto in allora, rileggere tutte le carte, guardarle alla luce della nuova indagine che ancora globalmente non la sappiamo, ma di tutto quello che sta emergendo, come se il delitto di Garlasco sia un delitto accaduto oggi, e quindi rintracciare tutto ciò chiaramente che è stato sbagliato, ma in virtù del fatto, per poter vedere questa vicenda con una chiave di lettura attendibile e con tutti i documenti che possiamo reperire, sebbene sono passati 18 anni, perché se no è il rischio che noi restiamo assorbiti da quello che avevamo pensato in passato. Quanto è importante? Ma invece, no, quello che ti volevo chiedere sull'oggi, ecco, invece hai avuto modo, in qualche modo, attraverso le interviste che ha rilasciato, perché ne ha rilasciate tantissime, o i documenti, bene o male, che abbiamo, tipo i post che ha fatto su Facebook, eccetera, che idea ti sei fatta invece di Andrea Sempio? Guarda, è chiaro che per farci un'idea che sia attendibile dobbiamo incontrarla la persona. Quindi io quello che ti posso dire in maniera molto astratta, quella che potrebbe essere un'ipotesi, ma essendo un'ipotesi poi alla fine lascia il tempo che trova. Senza dubbio è un comportamento che desta curiosità, soprattutto desta curiosità proprio nella declinazione che c'è stato in tutto questo periodo, in questi 18 anni. Noi quello che sappiamo è che lui addirittura prima del 2017 ha come cancellato la sua vita, e questo è un aspetto curioso. Sappiamo anche che lui è un soggetto che tende comunque ad avere un eloquio con se stesso, ed anche questa è una cosa molto curiosa, perché se per esempio nei bambini fino a 8-9 anni parlare da soli o parlare con un amico immaginario potrebbe anche essere, ed è una cosa congrua e coerente con l'età del bambino e della bambina, è chiaro che in un soggetto adulto, ci pensi un attimo, dici è molto curioso, o lui ha la tendenza di ripetersi le cose anche in maniera per rassicurarsi, oppure per imparare delle cose, per non dimenticarsele, forse perché doveva essere ascoltato dai carabinieri piuttosto che, però sono aspetti curiosi, come l'altro aspetto curioso che chiaro ti lascia riflettere sono anche le frasi che lui era solito segnarsi, no? Estrapolando dai libri, piuttosto che, anche perché guarda, io stessa ho l'abitudine di estrapolare delle frasi dai libri che leggo, oppure anche a volte dai social, no? Mi segno questa frase, ma quella frase per me ha un senso e un significato e si raccorda benissimo con quello che è il mio vissuto del momento.
e che non c'è nulla di male, però è chiaro che in questa vicenda, quando poi leggi alcune frasi, è chiaro che dici ma perché proprio quella frase? Che senso e che significato ha? Un po' come anche la vignetta, quella tratta dal Piccolo Principe, no? Quel disegno. L'abbiamo che è molto esaminato la scorsa volta con un artista, però con un artista. Sì. Che poi è particolare, cioè voglio dire, ma soprattutto è particolare il momento in cui quella vignetta è stata pubblicata. Certo. Quindi ci sono tanti elementi che poi ti spingono alla curiosità e questa curiosità chiaramente ti stimola anche un certo tipo di ragionamento. Mettendo insieme tutto questo è chiaro che io ce l'ho la mia idea, che non dirò, Laura, perché sai che queste cose non si possono assolutamente fare, ma la mia idea ce l'ho. Io credo che noi dobbiamo avere soltanto un pochettino di pazienza perché il Rashis ci ha lavorato, quindi lo tirerà fuori comunque quello che è il suo profilo e credo che molte cose comunque che ci siamo detti anche adesso sicuramente il Rashis riuscirà a spiegarcelo perché è molto curioso. E l'altro aspetto curioso, non so se tu hai sentito l'intercettazione che ci fu su una telefonata tra il padre di Stasi e lui stesso, dove quella telefonata che tra l'altro è stata un'anticipazione di Quarta Repubblica e lì si sente questo padre accorato a sostenere il figlio e c'è Alberto Stasi che era in profonda crisi perché lui disse io mi sono trovato nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato, cioè veramente è difficile perché non abbiamo nulla in questo momento. Il padre dice no ma vedrai le indagini ed è molto accorato, cioè proprio non importa, spenderemo tanto, dovremo lottare ma ce la faremo. Ecco, quella telefonata se noi la mettiamo a confronto con altre intercettazioni vediamo una diversità. È chiaro che sicuramente non tutte le persone sono uguali, però perché si tende sempre a ricadere sulla telefonata al 118 e non si vedono quest'altre cose? Perché si tende ancora oggi comunque a guardare con un occhio, uno sguardo particolare sempre soltanto Alberto Stasi, che sappiamo sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, mentre invece tutto l'altro non si guarda? Perché quando Alberto Stasi ha avuto tutto il periodo delle indagini e dei processi, su di lui è stato detto tutto il contrario di tutto ed è stato additato come la persona peggiore, mentre oggi, sebbene dobbiamo essere garantisti su tutto, per carità e su tutti, ma perché oggi comunque ancora oggi siamo assorbiti da quelle idee lì? Sgombriamo la testa e diamo a questa procura la possibilità di fare il loro lavoro. Sì. Questo è molto importante. L'ultima cosa che ti volevo chiedere adesso prima di chiudere è cosa pensi di questa corsa alla notizia non notizia, di questa follia di persone che non c'entrano niente, che si sono messe ad investigare, di persone che hanno fatto tutt'altro nella vita fino al giorno prima, insomma questo interesse spasmodico un po' eccessivo verso questa vicenda che sta condizionando anche i media tradizionali purtroppo. Sì, io credo che in questo momento, come in tutte le vicende, Laura, purtroppo quando c'è massima esposizione, massimo interesse, è chiaro che si infilano anche coloro che casomai fino al giorno prima facevano tutt'altro. Io credo che sta ai fruitori. Beh, ma mai come questa volta. Mai come questo è vero e ha ragione, però io credo che il pubblico che c'è è un pubblico che ha una testa pensante e credo che anche le persone che comunque si sono, diciamo così, inserite, non è la loro professionalità, comunque le persone attente se ne rendono conto ed è un modo anche per scremare. Io credo che i professionisti, quelli veri, continuano sempre ad emergere ed emergeranno perché il bisogno in queste vicende, soprattutto c'è bisogno di un'eticità, di un comportamento deontologico importante, soprattutto di una professionalità, perché dare degli scontati o appiccicare un'etichetta addosso a una persona piuttosto che a un'altra è qualcosa di veramente sbagliato, perché questo porta a creare una narrazione che poi non è aderente al dato reale. Va bene, certo. Allora adesso diamo appuntamento a chi vorrà seguirci domani in diretta e anche Barbara sarà con me un po', vabbè io sarò
davanti al Tribunale di Pavia e aspetteremo insomma gli esiti di questo incidente probatorio, se ci saranno, perché poi non è detto, magari rinviano tutto e comunque sicuramente qualche voce riusciremo a prenderla. Seguiteci su, dai l'appuntamento Barbara. Bene, allora seguiteci su Garlasco Channel, saremo in diretta e YouTube. quindi saremo esatto su YouTube e quindi cercheremo di dare queste notizie al meglio con te che sarai tra virgolette in trincea proprio nel campo, e credo che questo sia una bella testimonianza, soprattutto perché come te Laura, chi sa fare veramente giornalismo d'inchiesta, credo che sia importante, stando soprattutto aderenti al dato reale, perché in fondo io ti ho conosciuto e ti conosco come una persona che la notizia sa darla nella maniera più attendibile possibile, quindi questo è una grande risorsa e io ti ringrazio. Grazie a te, grazie Barbara e insomma ci risentiamo mi sa a questo punto dopo Natale e buon Natale a tutti, buone feste e seguiteci domani. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.